amici, ben ritrovati, finalmente Festa della Birra a Barbisano ed eventi del territorio, è qui l'inaugurazione. Siamo in compagnia del nostro caro amico Luigi Nino Modenesi, che è il presidente del gruppo festeggiamenti Birra di Barbisano. Luigino, che dire, si riparte alla grande con tanta voglia di fare. Esatto, dopo 2 anni di chiusura sono contento di ripartire qua con la Festa della Birra. Adesso un ringraziamento ai ragazzi giovani che vengono qua a fare praticamente la spoglia, a portare fuori il cibo e le bevande ai ragazzi. Un ringraziamento anche a tutto il gruppo Festa della Birra che praticamente ha messo il suo per fare ancora questi eventi e queste cose grandi. Un ringraziamento anche al comune di Pieve di Soligo che ci appoggia sempre nelle nostre cose che facciamo e un ringraziamento a tutti i partecipanti. Luigino, abbiamo visto una manifestazione quest'anno ricca di eventi musicali ma anche di tanti piatti particolari. Quest'anno abbiamo visto anche la pizza. Sì, abbiamo fatto una cosa diversa, l'avevamo già in una festa più grande, l'avevamo riportata avanti, adesso vediamo come va, ma a vedere va tutto bene mi sembra e sono anche contenti. Quindi dai un invito ai telespettatori, veniteci a trovare qui a Barbisano. Sì, venite pure qua, noi vi aspettiamo a braccia aperte, siamo molto contenti, qualsiasi persona che viene qua noi siamo contenti, siamo disponibili a tutte le persone e tutti quanti. Danilo Collot, assessore alle associazioni, che dire, anche Barbisano come frazione di Pieve di Soligo attivissima nella ripartenza. Sì, bello, grazie. Direi che quest'anno siamo ripartiti, anche Barbisano è ripartita molto bene, vediamo molti ragazzi e molti veterani di questa festa che si stanno impegnando e stanno dando il massimo di loro per creare una situazione magnifica. È bellissimo essere qui questa sera e vedo anche il presidente molto attivo e molto felice di essere ripartito e quindi ben venga e avanti così. Poco fa fuori onda una persona mi ha detto di farti una domanda. Luigino, qual è il segreto della Festa della Birra di Barbisano per attirare tantissimi giovani volontari? Ma secondo me è il gruppo che è molto affiatato tra i componenti e anche la gente che ha molta voglia di fare, perché dopo siamo i buonisti e è bello vedere queste cose qua. Grazie. Assessore, a immagini di questa festa però un annuncio doveroso perché il 2 giugno grande festa a Pieve di Soligo. Sì, il 2 giugno ci sarà l'inaugurazione della nuova piazza rimessa a nuovo dall'amministrazione comunale e quindi tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, a essere presente. Noi ci saremo, spero tutti quanti ci saranno e parteciperanno perché è una cosa sentita, è di tutti ed è piacevole che finalmente tutti dopo questo Covid arrivino in piazza a festeggiare. E adesso assessore, togliamo le vesti ufficiali e andiamo a goderci una bella grigliata con una buona birra. Beh, senz'altro, doveroso. So strong.